il prete di Coglia. Allora, era un campagnolo che la moglie era cucirora e il prete l'aveva portato un velacco perché la concissi. E una mano, un marito si pese di notte, prima di giorno, piglia dall'età a porta, crede di pigliare un sacco e piglia il velacco di un prete, va nella stalla e comincia a empiere il velacco di vino e il vino se ne scia passato. Accendo il fulminante e dice, ma questo è un segno del Signore che vuole che mi via prete. E piglia si sciacca il velacco e parte. E giugno in Coglia che aveva inteso che in Coglia non aveva mica prete. Allora posano nelle campane, la popolazione si accoglie e a domenica eravamo a messa, ma messa ne sapeva quante me. Allora si promenava, passava i bini all'altare dicendo di che faccio come tutti gli altri, di che faccio come tutti gli altri. La popolazione, come è, come non è. E a domenica dopo, e lui ha capito che la gente non era mica troppo contenta, allora si faceva un zitello che era andato a scuola, che era al seminario, che imparava a prete, e dice, senti, io sono un poco vecchio, non so più troppo come lo si fa, piattati in pulpito e mi soffiare a predica, o manco per la predica, che sappia dire qualcosa. E quello, allora lo soffiava, e lo smanichettava, anche quello velacco sempre che va ricordate che gli ha stracciato, che l'avevano portata a cucinora. E un zitello, un pulpito, dice, uno smanichetta tanto che si è stracciato sotto la manica. E lo guardando uno, lo pubblico, uno smanichetta tanto che si è stracciato sotto la manica. Quello piglia a sovaretta se ne va, gli parea che lo guardissino, piglia se ne va, uno dell'assistenza. E lo zitello, dica a te, e lo tanto ne guarda un altro, dica a te, quello piglia se ne va. Si capisce che la popolazione era scontenta, sai, scrivono al vescovo, dicono, abbiamo un prete che dice faccia come tutti gli altri, il vescovo ha detto, dice faccia come tutti gli altri, meno male, ma mi voglio affacare. E quello che aveva saputo che il vescovo era Iugne, piglia e mette in luminaritino acqua bollente. Allora, dice a Monsignore, sapete Monsignore, in suo paese sono tutti scemi. Dice, come figlio, tutti non saranno, dice, vedrete. E infatti, egli faccia entrare il vescovo, mette nel cuore. E poi quando i parrocchiani ogniano, ciuttavano un rito in luminaritino e si scotulavano, dice, vedete, toccano la cavinaretta come se l'avessero toccato le aule. E tutto una presa all'altro, un salmone. Il vescovo ha detto, ho capito come figlio. E se n'è andato prima di sentire la messa, e così poi il prete di Coglia se n'è stato, ha compiuto la sua carriera in Coglia.